Amici di Fanner, buonasera dal G-Sport Village, dove per il 25esimo turno del campionato di Serie C2 Girone A di calcio a 5 la Lusitana ospita la Spes Poggio Fidoni, una delle squadre più in forma del girone, che ha bloccato sul pari la scorsa settimana la capolista Italpol. Saranno gli ospiti a dare avvio al match, giocando il primo pallone. Si parte in questo momento, ospiti che vedete in maglia verde, da destra a sinistra dei vostri schermi. Loro partono da dietro con un possesso che ora vede il numero 3 andare in verticale, il pressing di Duro che recupera la sfera, poi mette in movimento Losito che va da Fernandez, toccato duro, calcio di punizione, il primo del match in favore dei padroni di casa. Già battuto, Duro, Magrini, gioca con Losito che alza la sfera a cercare proprio Magrini, che manca il controllo. Poteva essere una buona opportunità, nulla di fatto. Potrà riprendere, rimettendo in gioco con le mani Nebbiai, l'estremo difensore della Spes Poggio Fidoni. Ora il capitano, il numero 3 Donati, palla al piede, scarica per un compagno che prova ad andare via, riesce a superare Fernandez, viene anche toccato duro da quest'ultimo e guadagna un calcio di punizione. Punizione battuta in questo momento. Pallone giocato sempre nella propria metà campo. Provano ora a uscire. Il tocco di Donati che cerca di superare Duro. Non va però a buon fine. Rimessa laterale per la Lusitana. Lo stesso Duro va a battere all'indietro su Magrini. Losito. In verticale Fernandez. L'appoggio dietro per Duro che alza la testa. Prova ad andare via da un avversario. Non ha sbocchi. Decide di ricominciare da Magrini che va in verticale. Ancora da Fernandez. Losito riceve la sfera. Si gira. Poi un rimpallo lo sfavorisce, possibilità di ripartenza per il Poggio Fidoni, con Donati che non riesce a concretizzare il contropiede. Pallone ancora però per gli ospiti. Ancora Donati, alza la testa, va in verticale dal numero 9 Graziani che prova a girarsi. C'è un fallo di Losito su Graziani. Donati sul punto di battuta, pallone dall'altra parte per Graziani che controlla e poi calcia fuori. Sciupata l'opportunità, può ripartire da dietro la Lusitana. Fernandez, Magrini, Duro, Magrini prova a chiudere il triangolo con Duro che intanto si era proposto in avanti. Il pallone di ritorno non è però giunto tra i piedi del numero 11. Dunque rimessa per gli ospiti che poi allontanano la sfera. Tentativo di suggerimento in avanti che diventa comodamente controllabile da Ricci. Magrini ancora avanza palla al piede il numero 6. Gioca in orizzontale con Duro. Ancora Magrini, si fa vedere Fernandez. Lo scambio tra Magrini e Fernandez, chiusa nella propria metà campo la Spes Poggio Fidoni. Magrini avanza ancora palla al piede, sulla destra prova a farsi vedere Fernandez che tiene la sfera, poi scarica su Losito che va da Duro. Losito avanza, cerca il suggerimento in verticale proprio per Duro, il pallone non passa. C'è stata anche una deviazione, sarà corner per la Lusitana quando sono trascorsi i primi 4 minuti di questo primo tempo. 0-0 il parziale. Losito all'indietro per Magrini che controlla, poi scarica ancora per Duro. Nuovamente Magrini. Fernandez.
Deve ricominciare da Magrini. Ancora Fernandez, cerca lo spazio per girarsi, poi alza la sfera che si spegne però in fallo laterale. Graziani, ancora il numero 9, va a giocare sulla destra, pallone orizzontale poi per Chinzari che cerca uno spazio che però non c'è, allora si ricomincia da Donati, sul destro Donati prova addirittura la conclusione, il pallone passa ma termina sul fondo, era comunque sulla traiettoria Ricci, non sembrava insidiosa la conclusione di Donati, rimessa dal fondo per la Lusitana. Duro, gioca con Fernandez, Magrini all'indietro su Losito, ancora il capitano della Lusitana, possesso della sfera, va a giocare questa volta con Duro, in verticale Duro, cerca Fernandez che vuole girarsi, marcato bene però, allora Magrini, ancora per Duro che cerca questa volta la conclusione murata, può ripartire il contropiede della Spes con Graziani che va via, Graziani, la risposta di Ricci, poi possibilità ancora per Chinzari che serve Graziani, la sfera rimane lì, Ricci tocca ma non riesce ad allontanare il pallone che supera la linea di porta e dunque 1-0 per la Spes Poggio-Fidoni con Graziani dopo 6 minuti del primo tempo. 0-1, dunque vediamo come reagirà la Lusitana, pallone all'indietro per Losito che prova la botta e il diagonale, fa la barba al palo e termina sul fondo. Pallone in avanti, l'anticipo di Magrini che può andare, si libera dalla marcatura di un avversario, poi cerca la conclusione con la punta, una deviazione, sarà calcio d'angolo. Magrini a battere, pallone fuori per Tagliaboschi che cerca la conclusione, respinta, laterale per la Lusitana, giocata sul Losito che ricomincia da Tagliaboschi, appena entrato ha preso il posto di Duro, Losito prova ad andare via, chiuso bene da Chinzari, poi Fernandez prova a combattere, interviene anche Losito, ancora Losito in possesso della sfera, toccato Duro, calcio di punizione da buona posizione per la Lusitana. Vuole evitare qualsiasi tipo di proteste il direttore di gara che ora va a contare i passi per la barriera disposta da Nebbiai. Sul punto di battuta c'è Tagliaboschi. Battaglia Boschi, la rincorsa, Nebbiai respinge e mette in calcio d'angolo. Magrini tocca corto, troppo corto però per Tagliaboschi che non riesce ad arrivare su questo pallone. Nuovamente corner in favore della Lusitana, ancora Tagliaboschi, il destro viene murato, sfera ancora in campo però, Magrini decide di ricominciare allora da Ricci. Losito, Magrini, pallone ancora per il numero 8, Barba, pallone orizzontale pericolosissimo, intercettato da Graziani che poi non riesce a tenerlo, rischio preso dalla Lusitana che ora perde il possesso concedendo la rimessa agli avversari. Chinzari scarica, Graziani, possibilità di girarsi, prova ad andare dall'altra parte, capisce tutto Magrini che può andare 1 contro 2, Magrini prova la botta e la grande risposta di Nebbiai che mette in corner. Pallone all'indietro, Losito controlla, Nebbiai para ancora. Donati prova ad alzare il pressing la Lusitana che ora guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, giocata all'indietro su Tagliaboschi che prova la conclusione col destro, pallone fuori, time out.
Tutto pronto per la ripresa del gioco. Dopo il time out si riparte. Spes Poggio Fidoni in vantaggio per 1-0. Attenzione ancora a Graziani che può andare. Graziani calcia clamorosamente fuori, ma c'era stato anche un fallo ai suoi danni. Simone, Mattia. Su Simone, Mattia. Graziani sul punto di battuta, la rincorsa del numero 9 che poi calcia addosso a Ricci prima di mandarla sul fondo. Buona la risposta dell'estremo difensore della Lusitana, che ora può ripartire. Tagliaboschi, Magrini, Losito, Barba, ancora su Losito, prova ad andare sul mancino, poi torna all'indietro, si ricomincia ancora da Tagliaboschi, alza la testa il numero 7, poi va da Magrini, Losito, prova ad andare via, chiuso da Riccini che mette in fallo laterale. Losito va dentro, la risposta di Nebbiai, può ripartire il contropiede della Spes. Dall'altra parte si fa vedere Graziani che riceve ora, controlla, calcia col destro, mura Magrini. Rimessa laterale per la Spes Poggio Fidoni. Graziani ancora calcia e va a guadagnare, va a toccare, scusate, per ultimo. Rimessa che sarà dunque per la Lusitana, già battuta. Lo scarico di Barba, Tagliaboschi, Magrini. Losito chiede, ottiene l'1-2, ancora Losito sulla destra. Una storta, una distorsione alla caviglia probabilmente per il numero 8. Si ferma il gioco, non c'è stato alcun contatto con l'avversario. Sembra aver accusato comunque un trauma distorsivo abbastanza duro. Vediamo se l'aiuto dei sanitari dalla panchina riuscirà a fargli continuare la gara. Riparte il gioco. Duro. Magrini, Barba, ancora Magrini, gioca col numero 10, riceve ora Duro. Magrini va in verticale, l'anticipo di Donati che va a servire direttamente Ricci. Ora Barba attaccato, guadagna un calcio di punizione. Tagliaboschi sul punto di battuta, va dritto in porta, il numero 12 Nebbiai tocca il pallone ma non blocca, e allora pareggio della Lusitana al 14° di questo primo tempo. Su punizione il gol è di Tagliaboschi.
1-1 dopo 15 minuti. Buona Peppe, dai. Due gol simili quantomeno nella dinamica. Prima è stato Ricci a non riuscire a trattenere sulla conclusione di Graziani. Stavolta Nebbiai non è stato insuperabile. 1-1. Lusitana ora in possesso con Duro che prova ad andare in avanti, cerca lo spazio per liberarsi, poi ricomincia da Magrini, ottiene l'1-2, l'anticipo però dei Chinzari che lo ferma e può ripartire Chinzari con la punta, calcia sul fondo. Buona iniziativa quella del numero 2 del Poggiofidoni. Ricomincia da dietro la Lusitana con Magrini. Duro. Si fa vedere Tagliaboschi che riceve in questo momento, controlla, cerca lo spazio per liberare il destro. La sua conclusione è respinta in fallo laterale. Pallone all'indietro e la traversa di Magrini, clamorosa, vicina al vantaggio la Lusitana. Pallone in avanti ora per il Poggiofidoni, numero 5, che arriva sul pallone, lo mette verso il centro, sfera allontanata da Ricci, poi Barba attaccato, Ricci può andare ad allontanare. Si trattava di Caloisi che ha impegnato Ricci a un intervento con i piedi, riuscendo ad arrivare su un pallone che sembrava ormai destinato a spegnersi sul fondo. Donati, attaccato, non la vuole comunque buttare, non riescono però a uscire palla al piede gli ospiti e dunque rimessa laterale in favore per la Lusitana. Barba alza la sfera a cercare Duro, in uscita Nebbiai blocca, poi va a servire Donati che avanza palla al piede, ancora centralmente Donati, prova ad aprire il gioco, chiuso però da Barba, ancora Spessi in attacco, però attenzione al pallone messo dentro, l'uscita di Ricci che blocca sicuro e fa ripartire i suoi, c'è Duro, ricomincia da Magrini, avanza palla al piede Magrini che va ancora a servire Duro, vicino a lui c'è Barba, Duro preferisce ricominciare da Magrini, eccolo ora palla al piede Barba, scambia ancora col numero 6 Tagliaboschi, in verticale per Barba che cerca il diagonale, la risposta di Nebbiai, ancora Barba mette verso il centro, la sfera però diventa preda di un giocatore in maglia verde che può avanzare palla al piede, si tratta del numero 6 che allarga ora sulla destra per Chinzari, scarico in favore di Donati, persa la possibilità di contropiede, possesso ancora vivo però per la Spes, pallone in avanti, chiude Duro che mette in fallo laterale. Concede qualche spazio quando attacca la Lusitana e il contropiede degli ospiti può essere sempre una minaccia. La tiene viva Caloisi che prova ad andare via, Magrini lo chiude. Corner. Quando in corso il 19esimo, pallone corto verso il centro, Ricci con i piedi allontana. Rimessa laterale. Caloisi gioca in verticale con Chinzari che si gira, va a servire ancora il numero 5 che poi allarga dall'altra parte, pallone messo verso il centro, intercettato però può ripartire Tagliaboschi da solo contro due avversari, prova a calciare, viene murata però la sua conclusione, possibilità di ripartire per Riccini che va via da solo, chiuso anche lui, poi Magrini, attenzione perché Riccini si è accasciato per un colpo subito probabilmente a palla lontana, il direttore di gara non sappiamo se ha visto, ci sono le feroci proteste da parte della panchina ospite, chiaramente la panchina della scuola di casa accusa Riccini di fingere, non si è capito bene se sia accaduto o no qualcosa e soprattutto non è chiaro se lo scontro sia stato fortuito o frutto di un'azione volontaria di Duro.
San Giovanni. Ma che non l'hai toccato, l'abbiamo visto tu, che non l'hai toccato. Sbagliata la capocciata da dietro, ma che stai a D11? Sabato giocano a 5 km da noi. La devi mettere sulla rissa. Oh, guarda che coglione. Diglielo che deve venire a Monte San Giovanni. Basta Matteo, per favore. Si sta scaldando il clima. Qui al G-Sport Village ci sarà sicuramente tanto anche da recuperare, A 3 km sta Monte San Giovanni. dato quello che sta accadendo. Giocate sportivamente come stiamo a fare. No, a Minà, perché non serve a Minà. Se no vediamo 3 Giochiamo sportivamente. C'è sta la telecamera, basta che lo ripeto. Se no gli diamo 3 punti e l'aspettiamo sabato. Stiamo a giocare tanto bene, a che serve? Guarda, a che serve? Non è colpa tua, no. Ricordate la partita, arbitro. 11 giorni a Monte San Giovanni, 11. Senza palla, ma che Fibrillazione, non vedo. Non serve commento a questo nervosismo percepibile anche solo dalle immagini. Da entrambe le panchine si stanno alzando i toni. Il direttore di gara ha chiamato a tenere bassa la tensione. Pallone che viene ora restituito dopo qualche minuto per cui non si è giocato. Attenzione al pallone perso! Nebbiai para! Clamorosa occasione per la Lusitana. Caloisi va in avanti, lo scarico ora. Ancora Caloisi, chiuso da Fonti. In fallo laterale, batte il numero 5 all'indietro. Si fa vedere, viene servito Urbani. Attenzione a Urbani che perde la sfera cercando un dribbling di troppo. Poi la copre Gerbino favorendo l'uscita di Nebbiai. Caloisi. Chinzari. Toccato duro da Apicella, sarà calcio di punizione. Già battuto. Gerbino apre il gioco sulla destra. Pallone centrale per il numero 5 Caloisi che controlla. Prova a girarsi. C'è un fallo anche ai suoi danni. Conta i Urbani sul punto di battuta. Va Urbani col mancino, doppia deviazione. Poi Ricci controlla. Duro. Avanza palla al piede il numero 11 che poi cerca un suggerimento in verticale verso Fonti, che non è arrivato però su questo pallone. Urbani. Chinzari. Il tocco di Gerbino sul quale arriva velocissimo Urbani che può andare, cerca il suggerimento in verticale, chiuso però in fallo laterale, che va a battere Chinzari verso proprio Urbani. Caloisi prova ad andare via, si deve accontentare della rimessa laterale, battuta all'indietro verso Chinzari che cerca il suggerimento in avanti, duro, chiude, ancora Poggio Fidoni però in possesso della sfera. Pallone in avanti, il petto di Chinzari, poi Fonti può ripartire, Caloisi arriva in anticipo, gli sottrae la sfera, può andare via Caloisi, si defila, Magrini lo ferma, è tutto regolare per il direttore di gara, può ripartire la Lusitana, Magrini per duro, Apicella, Fonti, va a servire ancora il compagno, la chiusura però di testa, allora possibilità di andare per Chinzari che calcia col destro però sul fondo.
Magrini, duro. Va all'1 contro 1, ma solo Fernandez in avanti, servito in questo momento da Magrini. Prova a girarsi Fernandez, toccato duro da Urbani, calcio di punizione. Ancora Tagliaboschi sul punto di battuta, va il numero 7, pallone alto, sopra la traversa, nulla di fatto. Chinzari in avanti per Caloisi che cerca ancora un corridoio, per Graziani in perfetto Ricci, che poi riesce a bloccarla. Magrini e Tagliaboschi scambiano. Apicella. Tagliaboschi. Magrini. Ancora il numero 7. Si fa vedere anche Apicella. Magrini in verticale. Fernandez non controlla. Rimessa laterale per la Spes Poggio Fidoni. Battute finali di questo primo tempo. Ospiti in possesso della sfera, in avanti per Graziani, ora il pallone. Graziani contro Magrini, prova a girarsi il numero 9, guadagna una rimessa laterale. Graziani a battere, all'indietro il controllo di Urbani che non se la sente di rischiare e ricomincia da Nebbiai che va in avanti. Suggerimento però decisamente fuori misura, che non trova nessun compagno. Anche Baccari ora fa il suo ingresso in campo per la Lusitana. Magrini alza la sfera, anticipo mancato ai danni di Fernandez che ha anche commesso fallo ai danni di Gerbino. Ed è il sesto fallo, per cui ci sarà la possibilità per la Spes Poggio Fidoni. Va Urbani, la risposta di Ricci. Pallone all'indietro. Urbani. Graziani in verticale, la chiusura in fallo laterale di Tagliaboschi. Pallone all'indietro per Urbani che cerca lo spazio per liberare il mancino, ma calcia sul fondo. Si rimane dunque sull'1-1 dopo la risposta di Ricci. Pallone in avanti per Fernandez che prova a girarsi, attaccato da Gerbino. Poi arriva anche il raddoppio. Guadagna comunque una rimessa laterale il numero 5 in maglia viola, che poi scarica, manca il controllo Tagliaboschi, che copre comunque la sfera dell'arrivo di Caloisi. Poi allontana più che cercare un suggerimento in avanti. Possesso che passa dunque così al Poggio Fidoni. Graziani chiuso in fallo laterale. Gerbino gioca corto su Graziani che prova ad andare via in mezzo a due. Graziani si defila, cerca il traversone, chiuso da Tagliaboschi, può ripartire Fernandez, c'è anche un compagno in suo aiuto. Un fallo su Fernandez che costa il giallo a Graziani.
Tagliaboschi sul punto di battuta, Magrini si allontana, va a Tagliaboschi, pallone basso, Nebbiai respinge ancora, sfera ancora viva. Tagliaboschi si accontenta di coprire la rimessa laterale. Fernandez, Magrini, Tagliaboschi, ancora su Fernandez, la finta, poi calcia col mancino, l'anticipo ora di Magrini che può andare, va via Magrini, si defila sulla sinistra, non calcia, guadagna una rimessa laterale, battuta verso il centro, non c'è l'intesa con Tagliaboschi, sarà rimessa laterale, già battuta in avanti per Graziani che cerca il diagonale col mancino. La risposta di Ricci su cui si chiude il primo tempo. 1-1 tra Lositana e Spes Poggio-Fidoni. Tutto pronto per la ripresa del secondo tempo. Tra Lositana e Spes Poggio-Fidoni 1-1 è terminata la prima frazione. I gol di Graziani e Tagliaboschi su due imperfezioni dei portieri avversari. Partita accesa, tirata, giocata ad un alto ritmo, con tanta cattiveria agonistica come abbiamo visto nel primo tempo. Vediamo cosa ci riserverà la ripresa. Possesso in questo momento è per la Lositana con Magrini che va in verticale a cercare Duro, controlla il numero 11 che poi riesce a girarsi, scarica ora su Barba che allarga il gioco dall'altra parte dove riceve ancora Magrini. Duro in verticale, Fernandez resiste all'attacco di un avversario, scarica su Barba che scambia con Magrini, ancora Barba, Magrini in verticale per Fernandez che prova a girarsi, viene murato, Donati perde la sfera, ancora Fernandez. Arriva il fischio del direttore di gara, fallo sul numero 5, calcio di punizione per la Lositana. La rincorsa di Duro che va col destro. La grande risposta di Nebbiai, due volte, anche sul colpo di testa di Fernandez. Donati. Urbani, Graziani, in verticale, scoperta la Lositana. E la conclusione sul fondo. Incredibile disattenzione della difesa di casa, che stava per concedere il gol agli ospiti. Ha però calciato sul fondo Chinzani. Duro. Magrini sulla destra, ancora per Duro. Costretto a indietreggiare, va poi in verticale, l'anticipo di Donati che capisce tutto, intercetta e mette in movimento Graziani che con la punta calcia sul fondo. Conclusione timida. Magrini. Fernandez prova a girarsi. Il diagonale di Fernandez da posizione abbastanza proibitiva. Terminato sul fondo. Nebbiai con le mani per Chinzari che rischia con un dribbling. Subisce però un fallo. Calcio di punizione già battuto. Pallone per Urbani che va in verticale a scambiare con Graziani. Ora Chinzari. Urbani alza la testa, va a giocare su Donati che va ancora dentro, non controlla Chinzari, poteva essere una buona opportunità.
Magrini in avanti, Fernandez controlla la spalla alla porta ancora per Magrini che si gira benissimo, poi viene atterrato fuori dall'area, sarà calcio di punizione. Duro sul punto di battuta, va Duro che calcia addosso un avversario, tutto regolare per il direttore di gara, pallone all'indietro e Fernandez colpisce il palo. Brivido con la Lusitana vicinissima al gol del 2-1. Donati, Urbani, attaccato, ricomincia dal capitano che calcia addosso a Barba, guadagna la rimessa al fondo. Pallone in verticale, Graziani, c'è dentro Donati, Graziani prova a servirlo, la chiusura, poi Duro va in verticale, ancora Chinzari però in possesso della sfera, ricomincia da Graziani che va verso il centro, calcia, Ricci blocca e poi mette in corner. Donati, pallone all'indietro per il sinistro di Urbani che però è altissimo sopra la traversa, lungo con le mani Ricci, Urbani ancora con la testa in fallo laterale. Duro alza la sfera verso Fernandez che controlla col petto, pallone allontanato, poi ancora Duro calcia, girata che non trova lo specchio della porta avversaria. Il controllo di Donati che va all'1 contro 1 con Barba, la chiusura del numero 10 che vuole anche la rimessa laterale, ma è stato lui l'ultimo a toccare, almeno secondo il direttore di gara. Rimessa laterale in favore della Spes Poggio Fidoni, col pallone giocato all'indietro per Urbani che trova Graziani di prima verso il centro e da solo Chinzari che salta Ricci, poi perde un tempo, gioca all'indietro con Donati e il gol del 2-1 della Spes Poggio Fidoni. Dopo 7 minuti della ripresa, il capitano Donati riporta in vantaggio gli ospiti. Si riparte dunque 1-2, nuovamente sotto la Lusitana. Fernandez scarica su Magrini. Duro gioca all'indietro su Magrini verso il centro, Fernandez, lo scarico, nulla di fatto però, ha recuperato la sfera la Spes Poggio Fidoni, l'ultimo tocco è stato proprio di Urbani, sarà calcio d'angolo per la Lusitana, Tagliaboschi sul punto di battuta. Batte verso il centro il numero 7, Fernandez non trova la deviazione vincente. Lungo con le mani in FBI, la testa di Magrini. Chiude Donati. Magrini. Ancora Magrini. Scambia con Baccari, poi il pallone in avanti per Tagliaboschi che controlla, si defila, guadagna una rimessa laterale, batte all'indietro verso Magrini che va in verticale a cercare Baccari che ha la possibilità di girarsi in questo momento, cerca un traversone difficile considerando anche il pressing degli avversari, pallone ora nei pressi della bandierina, la rimessa laterale è per la Spes Poggio Fidoni.
a batterla è Donati che va a lungo. Baccari e Chinzari si strattonano a vicenda. Per il direttore di gara si può continuare con Magrini che va in avanti, controlla Baccari che non riesce a girarsi, scarica ancora su Magrini. Tagliaboschi verso il centro, controlla Nebbiai che blocca e fa ripartire Donati sull'out di destra, viene verso il centro Donati, apre dall'altra parte il diagonale e poi a pochi passi dalla porta Caloisi non riesce a correggere in rete. Mentre c'è stato un impatto fortuito contro il palo per Ricci. Ginocchio contro il palo, sicuramente non piacevole. Vedremo se sarà necessario l'intervento del numero 12 d'oro. L'ingresso del secondo portiere. Sembra proprio di sì, quantomeno ha già tolto la pettorina. Ed è proprio così, abbandona il terreno di gioco, seppur tra gli applausi. Ricci fa il suo ingresso in campo, il numero 12 d'oro che difenderà i pali della porta della Lositana in questa seconda parte della ripresa. Fernandez, Magrini in verticale per Baccari che prova a girarsi. Baccari non riesce a calciare perché sono in due su di lui a chiuderlo. Caloisi ricomincia da Urbani. Pallone in verticale, chiude l'1-2 Donati. Poi il fallo è di Caloisi ai danni di Baccari. Calcio di punizione per la Lositana. Tagliaboschi, avanza palla al piede, va in verticale, intercettato per il suo suggerimento. Poi Caloisi viene toccato duro da Baccari che si prende il giallo. Attenzione perché era già ammonito il numero 3 della Lositana, che in questo momento viene espulso dal direttore di gara quando è in corso il 12° minuto della ripresa. Per forza, Galo, per forza, Donati, Urbani, Caloisi. Urbani allarga ancora per Donati, riceve il numero 8 che va ancora a servire il 3. Dall'altra parte si fa vedere Caloisi che controlla, non calcia, scarica ancora su Urbani. Donati giocano in verticale, possibilità ora di sfruttare anche la superiorità numerica per gli ospiti, in vantaggio di un gol e di un uomo. Lo scarico per Donati, Chinzari dall'altra parte. Donati calcia a giro, Doro ci mette i guanti, lo mette in corner. Pallone all'indietro per Urbani che va a giocare ancora con Caloisi. Urbani, Graziani all'indietro, il passaggio di Chinzari non è preciso, rimessa laterale per la Lositana con Fernandez che va a battere veloce verso Tagliaboschi, attaccato da due avversari, perde la sfera, poi il pallone è uscito, sarà rimessa per i padroni di casa, battuta da Tagliaboschi su Magrini, ancora Tagliaboschi attaccato da Caloisi, l'inferiorità numerica ora che dalla Lositana un grande sforzo anche a livello fisico. Pallone in avanti per Fernandez che prova ad andare via Graziani che lo chiude in fallo laterale. Tagliaboschi all'indietro, Magrini chiude, Caloisi avanza palla al piede,
Va a sinistra a servire Chinzari, lo scarico ancora per il numero 5 che dall'altra parte trova libero Urbani che scarica. Graziani. Chinzari. Graziani ancora. Chinzari. Provano ad aprire la difesa avversaria i calciatori della Spes Poggio Fidoni. Avanza Graziani che prova la botta, Magrini si oppone. Prova a ripartire il numero 6. Va via ad un avversario Magrini. Supera anche il secondo Magrini. Torna su di lui Graziani che lo chiude in fallo laterale. Battuto verso il centro. Fernandez si gira. La conclusione respinta da parte di Duro. Poi ancora Magrini. Duro prova ad andare. Duro avanza centralmente ma viene chiuso da due avversari. Sfera ancora buona però per Fernandez che scarica su Tagliaboschi. Prova ad andare via da solo sulla destra. Tagliaboschi calcia verso il centro. Si oppone Nebbiai. Può ripartire la squadra ospite con il fallo commesso da Tagliaboschi che non ha permesso la ripartenza. Urbani ottiene l'1-2 Chinzari. Poi arriva Magrini a impedire al numero 2 di raggiungere la sfera. Doro potrà andare a rimettere in gioco con le mani. Lo fa servendo Tagliaboschi che avanza sulla destra. Scambia con un compagno che guadagna la rimessa laterale. Ora Duro verso il centro del campo, calcia e trova un gol splendido, il gol del 2-2, pallone che attraversa che accarezza la traversa e termina in rete, il 2-2 della Lusitana dopo 16 minuti del secondo tempo. Splendido gol di Duro che nonostante l'inferiorità numerica riesce a portare la Lusitania sul pari. Attenzione ora a Chinzari che calcia, Magrini si oppone e concede solo il corner. Laterale battuta all'indietro, Magrini in anticipo non riesce a tenere vivo il pallone. Ancora Spes Poggio Fidoni in possesso della sfera, ma il risultato è di 2-2. Chinzari. Attenzione a Caluisi che calcia. Doro blocca. Duro. Prova ad andare via Duro, che alza la testa, non può pensare questa volta alla conclusione solitaria. Poi il pallone in avanti di Magrini, l'uscita del portiere, ma è gioco pericoloso di Duro e dunque si riprende con un calcio di punizione già battuto per gli ospiti. Urbani va in avanti, lo scambio ancora a favorire Urbani che col mancino calcia senza trovare lo specchio della porta. 2-2, 17esimo che scocca in questo momento. Di Vincenzo, prova ad andare via sulla destra di Vincenzo, calcia, ma tra le braccia di Nebbiai che blocca senza problemi. Chinzari, prova ad andare all'1 contro 1 con Duro che non si fa superare, poi in verticale Chinzari verso Graziani. L'opposizione di Magrini favorisce l'intervento di Doro. Magrini alza la testa, va a giocare però poi corto su Duro che avanza ancora palla al piede. Va via Duro che cerca l'incursione solitaria, chiuso ancora. Pallone ancora in avanti per Chinzari, attenzione che c'è un compagno solo verso il centro, riceve in questo momento Graziani, si oppone Doro. Pallone ancora vivo però per Urbani che calcia, ancora Doro, mette in corner, salva tutto il numero 12 della Lusitana. Pallone all'indietro per Urbani che calcia col diagonale, la risposta di Magrini. Di Vincenzo può recuperare questa sfera, non riesce però a far ripartire il contropiede. Pallone ancora per la Spes che però nella propria metà campo. Dall'altra parte cercato Urbani che con uno stop
estremamente complicato, ha cercato di tenere il pallone in gioco non riuscendoci. Attenzione all'errore di Magrini che favorisce proprio Urbani che va verso il centro. Torna Barba che recupera la sfera, la fa sua Doro. Tagliaboschi va a servire Barba che prova a disegnare un pallone di ritorno su cui arriva la chiusura in fallo laterale. L'Ositana ancora in avanti col pallone però recuperato dagli ospiti che possono ripartire con Graziani. Dall'altra parte c'è Urbani che mette verso il centro, ancora Doro si oppone e mette in corner. Corner giocato all'indietro su Graziani che va a servire il neo entrato Gerbino. Donati verso il centro, Donati perde il tempo, Di Vincenzo interviene su di lui recuperando la sfera, poi scarica su Tagliaboschi, dietro per Magrini. Barba, Tagliaboschi, Barba ancora, cerca di chiudere 1-2, pallone intercettato, può ripartire la squadra ospite con Urbani che allarga il gioco dall'altra parte dove c'è Graziani che controlla, Graziani calcia, Magrini chiude, poi ancora una conclusione di Graziani. L'ultimo tocco è stato di un difensore della Lusitana, sarà calcio d'angolo per il Poggio Fidoni. 20° del secondo tempo appena trascorso. Urbani sul punto di battuta, pallone verso il centro, non riesce a trovare la deviazione Gerbino. Ancora rimessa laterale per la squadra ospite, pallone giocato all'indietro su Donati che scambia con Gerbino, lo scarico è per Graziani, poi Urbani può andare via, può liberare il mancino, Doro ci mette i piedi, Di Vincenzo scarica su Tagliaboschi che è attaccato però da un avversario, mette in movimento allora Magrini che avanza palla al piede, si fa vedere Barba che riceve in questo momento, Tagliaboschi. Sulla destra c'è Di Vincenzo, vorrebbe l'1-2 Tagliaboschi, Di Vincenzo prova invece ad andare da solo, fermato, arriva Tagliaboschi a recuperare la sfera e a scaricare su Magrini che con la punta calcia addosso a un avversario però. Ancora Magrini. Di Vincenzo, va via Di Vincenzo, la botta di Di Vincenzo. Time out. Il gioco riprende in questo momento con una rimessa laterale per la Lusitana, da ripetere però perché non è arrivato il fischio del direttore di gara. Apicella allora serve Magrini per Duro, Duro va via, calcia con la punta addosso a Donati. Duro. Magrini. Apicella. Magrini. Pallone in avanti. Si fa vedere Fernandez che calcia col destro. Difficilissimo trovare la porta da lì. Nebbiai può andare a rimettere in gioco con le mani. Pallone lungo per Graziani che controlla bene, difende la sfera, si gira, poi cerca Urbani ma viene chiuso il suo passaggio. Urbani batte all'indietro. Graziani non controlla, rimessa laterale per la Lusitana. Duro. Può andare il numero 11 che poi scarica su Magrini. Verticale per Fernandez, attaccato da Donati. Lo scarico per Duro che è arrivato a gran velocità, ha calciato col destro ma non ha trovato lo specchio della porta. Donati in avanti, Doro in uscita, blocca con sicurezza. Magrini. Fernandez, ancora Magrini. In verticale a cercare Fernandez con un pallone troppo lungo, irraggiungibile. Urbani in verticale per Graziani, spalla alla porta ancora il numero 9, prova a girarsi in mezzo a due, subisce un fallo, calcio di punizione.
Graziani sul punto di battuta. Gioca corto per Urbani che trova il gol del 3-2 al 24esimo del secondo tempo. Si riporta in vantaggio per la terza volta la Spes Poggio Fidoni. Duro. Cerca Fernandez, pallone che passa ma non trova nessun compagno. Apicella all'indietro per Fernandez che prova il diagonale. Pallone che sfila. Nebbieva a lungo con le mani. Graziani può mettere giù. Prova il diagonale. Ha cercato un gol splendido, non l'ha trovato di poco. Magrini in verticale. Fernandez può andare all'1 contro 1 con Gerbino. Va via Fernandez. Sono in 2 ora su di lui. Riesce a guadagnare la rimessa laterale il numero 5 che ora va a battere verso il centro. Nebbiai blocca. Chinzari va via bene in mezzo a 2 avversari. Poi Gerbino in avanti. Magrini in anticipo su Graziani. Ancora Magrini. Prova ad andare da solo Magrini che poi allarga sulla sinistra per Tagliaboschi che mette verso il centro. Pallone chiuso. Pallone su cui arriva la difesa della Spes. Poi persa la sfera però dal capitano Donati. E mette in corner Graziani richiamando i suoi alla concentrazione perché la gara non è finita. Il vantaggio è solo di un gol. Attenzione al palo colpito da Tagliaboschi. Pallone dentro per Fernandez. Magrini. Lo scarico su Tagliaboschi che allarga ancora per Fernandez che va giù ma è tutto regolare. Si continua a giocare. Barba. Magrini in verticale per Barba, anticipato però da Gerbino che ora torna sui suoi passi, non la vuole buttare, sbaglia, Fernandez ci mette la gamba ma blocca Nebbiai. Pallone in avanti. Tagliaboschi, avanza il numero 7, tutta chiusa la Spes Poggio Fidoni. Magrini controlla, va in verticale per Fernandez che scarica la punta di Magrini che fa 3-3, riacciuffa il pari per la terza volta la Lositana. Questa volta il gol è di Magrini quando è in corso il 27esimo minuto della ripresa. Chinzari, partita bellissima qui al G-Sport Village. Caloisi prova ad andare via ma viene chiuso, palloni in avanti che Nebbiai blocca e mette in movimento Chinzari, elude l'intervento di Barba, poi Caloisi apre il gioco sulla destra, in chiusura Magrini che copre la rimessa laterale. Magrini in avanti, Fernandez apre il gioco, la chiusura però di Gerbino, Donati non riesce a tenerla, rimessa laterale ancora per la Lositana. Barba va via, tocca su Fernandez che non riesce a controllare, pallone in avanti, ancora Donati calcia, Magrini si oppone. Donati batte all'indietro verso Gerbino che gioca su Caloisi, attaccato da Tagliaboschi, riesce ad andare via bene Caloisi che poi serve un compagno, pallone largo per Donati che non riesce col diagonale a sorprendere. Doro, attenzione a Magrini che ora si prende anche qualche rischio, guadagna comunque la rimessa laterale. Rimessa che va a battere Barba, Magrini in avanti a cercare Fernandez che non può arrivare su questo pallone, ricomincia da dietro la squadra ospite con Donati che può avanzare, finta di andare
in profondità, poi serve un compagno, si tratta di Chinsari che si gira bene sull'attacco di Tagliaboschi, va a scambiare ancora con Donati che dall'altra parte serve Urbani che prova a calciare, tentativo murato, l'ultimo tocco poi è di Caloisi, la rimessa laterale sarà per la Lositana. Fernandez lascia l'incarico a Barba che gioca corto su Magrini, il quale verticalizza subito verso Fernandez. Un minuto di recupero assegnato in questo momento dal direttore di gara. Fernandez va giù ma è tutto regolare, arriva Magrini che tiene viva la sfera, poi va in verticale per Fernandez che solo ci prova col tacco e sciupa il gol del possibile 4-3, vicina al vantaggio nel recupero la Lositana. Urbani va a lungo ma è un passaggio per Doro che può far ripartire quella che potrebbe essere l'ultima occasione del match. Barba, 1 contro 1 con Urbani, va via benissimo Barba che poi mette verso il centro, Fernandez controlla, conclusione murata, sfera che rimane lì, ancora Fernandez a calciare, questa volta il pallone più lontano dai pali della porta, difesa da Nebbiai. Finisce qui 3-3 al termine di una gara bellissima tra Lositana e Spes Poggio Fidoni. Due squadre che non hanno sicuramente tirato indietro la gamba in nessun momento del match. 3-3, pareggio probabilmente anche giusto.